Pusher Aria dalle 19:30 alle 24. Chiama. Questa è la traduzione dall'inglese dell'inequivocabile cartello. Compare, manco a dirlo, in via Piave, giusto all'angolo con via Felisatti, strada che dalla stazione dei treni precede via Buccari. E noi, lo spacciatore, lo abbiamo incontrato oggi all'ora di pranzo, intorno alle 13:30. Eccolo! È un ragazzo giovane, anche sorridente, staziona fisso qui dove campeggia l'avviso in questione. Parliamo in inglese, ci dice che se vogliamo qualcosa, hashish, cocaina o marijuana, ci dobbiamo rivolgere al tunisino che lo precede pochi metri più in là, verso i giardinetti. Ma finisce qui, con telecamera e microfono diamo troppo nell'occhio, insomma di noi non ci si fida. Vero è che reperire droga e di qualunque genere pare essere facile come andare a fare la spesa al supermercato. Tra la repressione del fenomeno e il recupero delle persone tossicodipendenti, la proposta delle associazioni cittadine parte con la rinnovata e accorata richiesta al prefetto Zappalorto di prendere parte, cioè al tavolo con le forze dell'ordine, in uno dei prossimi vertici sulla sicurezza, al fine di riunire in una sorta di coordinamento di comitati quelli attualmente presenti in città. Così l'attivista boato della neo-associazione Adesso. Dobbiamo con le forze dell'ordine, abbiamo visto vigili intelligenti, abbiamo visto poliziotti intelligenti, quindi non c'è nessuna acredine, bisogna mettersi assieme per ragionare sulle priorità e le cose da fare. L'obiettivo, far riconquistare la città dalle famiglie e dai bambini. C'è anche le ragazze giovani che erano terrorizzate, questo si può fare anche qui, ma ci vuole molta energia e molta sinergia, cioè collaborazione. Ridare voce e spazio vitale ai residenti, così anche l'occhio attento e vigile di chi si prodiga da tempo per il bene della città. Io saranno 2 anni che ho aperto la pagina Facebook e robe del quartiere Piave proprio per dare ascolto ai cittadini e pubblicare le cose che accadono su questa piazza. Io ho sempre portato le forze dell'ordine, difatti ho pubblicato parecchie fotografie e filmati dove compaiono le forze dell'ordine.